Ho preso con un misto di stupore e dispiacere della decisione del Tribunale del Riesame di Venezia di confermare la scelta di mantenermi in esilio. In realtà l'ho preso solo dalla stampa perché ancora non mi è stato comunicato nulla di ufficiale. Tutto sommato però non ci eravamo fatti grandi illusioni che il Tribunale di Venezia si volesse prendere la responsabilità di modificare e stravolgere una misura che ha fatto tanto discutere, che è appunto quella che oggi mi tiene lontano da Cortina d'Ampezzo. Andrea Franceschi resta esiliato dal suo paese, lo ha deciso il Tribunale del Riesame rigettando il ricorso presentato dai suoi legali, gli avvocati Prade e Pecorella, che ritengono cessate le condizioni che gli impongono il divieto di dimora a Cortina. Amarezza e disappunto nelle parole del sindaco sospeso. Se noi non possiamo nemmeno dare dei suggerimenti ai funzionari, non possiamo richiamarli, non possiamo dargli indicazioni, cosa ci stiamo a fare? Non siamo qui per scaldare la poltrona, io credo che siamo qui per incidere sul territorio che siamo stati chiamati ad amministrare, per questo sto tenendo duro, nonostante l'esilio ovviamente incida sulla vita anche personale mia e della mia famiglia, ma sono deciso a tenere duro per una questione di principio, convinto che alla fine la verità emergerà in maniera chiara e inequivocabile. Franceschi è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari dal 24 aprile al 15 maggio. Da quella data è costretto a risiedere a San Vito di Cadore. Per la procura deve rispondere di abuso d'ufficio, turbativa d'asta e violenza privata. Ora, per il ritorno a Cortina, c'è l'attesa del ricorso in Cassazione, fissato per il 22 ottobre. L'8 ottobre è invece fissata l'udienza preliminare. Il processo stabilirà se il mio comportamento è stato regolare o meno, però ci tengo una volta di più a precisare che la stessa procura riconosce che dai miei comportamenti non ho tratto nessun vantaggio né diretto né indiretto, quindi non si discute della mia onestà, ma semplicemente se abbia così debordato dal ruolo del sindaco.